Pignolata o pignoccata. Questo dolce in Sicilia non manca mai durante il periodo di carnevale. Gli ingredienti che ci occorrono sono 1 kg di farina 00, 8 uova intere, 200 g di zucchero, 200 g di burro, la buccia di un limone oppure di un'arancia, cannella a piacere, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e poi per guarnire mezzo chilo di miele e la diavolina colorata. Mettiamoci subito al lavoro per preparare l'impasto e quindi ci muniamo di ciotola capiente e all'interno andiamo a setacciare la farina e poi il lievito. Uniamo un po' di cannella, quantità a piacere, e la buccia grattugiata del limone. Iniziamo a miscelare questi ingredienti e poi formiamo la classica fontana al centro. Versiamo le nostre uova, aggiungiamo lo zucchero e ai lati anche un pizzico di sale. Possiamo lavorare con una forchetta per amalgamare questi ingredienti, sciogliere bene lo zucchero e poi iniziare ad inglobare la farina. Manca l'ultimo ingrediente, possiamo aggiungere il burro morbido e iniziare ad impastare a mano fino ad ottenere una palla omogenea. Dovrà essere soda, non appiccicosa ma comunque facilmente lavorabile. Per comodità ci spostiamo su un piano di lavoro e quindi proseguiamo energicamente fino a rendere la pasta liscia. La copriamo con della pellicola per non farla asciugare e la lasciamo riposare un po', da 15 a 30 minuti. Adesso possiamo cominciare a dare forma alla nostra pignolata. Dividiamo l'impasto in piccoli pezzetti e ogni pezzetto lo lavoriamo con le mani fino ad ottenere un cordoncino lungo del diametro di circa 1 centimetro. Lo infariniamo un po' e procediamo con un coltello o una spatola per tagliare pezzetti lunghi da 3 a 4 cm con un taglio obliquo. Completato questo lavoro possiamo andare ai fornelli. Versiamo abbondante olio di semi di arachidi in un pentolino e lo scaldiamo fino a raggiungere almeno 170 o 180 gradi. La temperatura giusta è importante per avere la cottura perfetta. Mi raccomando, tuffiamo nell'olio pochi bocconcini per volta, così da non abbassare troppo la temperatura e poterli controllare. Dopo pochi secondi saliranno a galla, li giriamo ogni tanto per farli dorare in maniera uniforme e vorranno cuocere all'incirca 3 o 4 minuti. Quando sono ben dorati li preleviamo e li lasciamo scolare su carta assorbente. Proseguiamo così fino al termine dei bocconcini. La nostra pignolata è quasi pronta, manca solo l'ultimo passaggio. Mettiamo sul fuoco un tegame, versiamo all'interno il miele e lo scaldiamo quanto basta per renderlo fluido. Mi raccomando, non deve sobbollire. Non appena è sciolto aggiungiamo i bocconcini di pasta, spegniamo la fiamma e giriamo delicatamente con un cucchiaio affinché tutta la pignolata possa essere bagnata dal miele. Procediamo svelti, preleviamo il dolce, lo spostiamo su un piatto, formando la classica montagnetta e prima che il miele in superficie si asciughi andiamo a cospargere con le nostre codette o con le palline di zucchero colorate. Il nostro dolce di carnevale è pronto. I bocconcini di pasta sono molto morbidi all'interno e rimarranno tali per più giorni. Provateci anche voi e fateci sapere. Vi aspettiamo sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.